Buongiorno a tutti, benvenuti al primo evento della nuova campagna per lo sviluppo delle competenze digitali della Regione del Veneto. Diamo il tempo a tutti di poter entrare. Nel frattempo alcune indicazioni di carattere generale: usate la chat per le richieste tecniche di supporto o per i saluti, e invece la sezione domande e risposte per le domande ai relatori, così possiamo andare con ordine e dare la possibilità a tutti di porre domande e ai relatori di rispondere. Abbiamo circa 150 iscritti, quindi il tempo che entrino e si stabilizzi il numero dei partecipanti. L'evento sarà registrato, lo metteremo a disposizione sia sulla MyExtranet che sul canale YouTube dell'Agenda Digitale della Regione del Veneto, come sempre nei prossimi 2 o 3 giorni. Pensiamo che entro il fine settimana di avere il video già a disposizione. Naturalmente poi saranno consegnati anche i materiali delle slide e dei documenti che vedrete qui durante l'intervento. Mettiamo l'ultimo minuto e poi iniziamo. Spero che tutti non abbiate avuto difficoltà a utilizzare la registrazione con il nuovo sistema di MyExtranet e arrivare al link per lo streaming. E poi ricordo insomma che abbiamo anche automatizzato il rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi. Se ci sono delle richieste, magari a fine dell'evento, potremo dare delle indicazioni più precise al riguardo. E adesso vedo, stanno arrivando gli ultimi, però a questo punto direi di iniziare, anche perché abbiamo molte cose da raccontarci. Parto subito, condivido subito la presentazione. Federica, se mi puoi dare riscontro che si vede tutto quanto. Sì, Bene, si vede bene. eh, bene. Buongiorno a tutti e iniziamo. Come dicevo, sono Nicola Fredo della direzione CT Agenda Digitale e eh, lavoro in regione per le piattaforme collaborazione e competenze digitali. L'evento di oggi è il primo di una serie che faremo per tutto il prossimo anno e è dedicato, come ormai è consuetudine, al tema dell'accessibilità e in vista anche e soprattutto alla scadenza del 23 settembre prossimo. L'incontro di oggi avrà più o meno questa agenda di lavori. Sarà un mio intervento sugli obblighi normativi, un piccolo riepilogo, insomma, su quello che è previsto dal piano triennale e della legge stanca. Poi ci sarà la collega Eleonora Galesso che spiegherà come compilare i formaggi sia per la dichiarazione di accessibilità che per i test di usabilità. E poi avremo un intervento di Carlo Cicconi e Martino Palladini di Engineering che illustreranno cosa si intende per design inclusivo e come si progettano servizi digitali per tutti, e eh, parleranno anche di test di usabilità che abbiamo da poco eseguito per MyPortal e dei servizi di pagamento. Dopodiché uno spazio per le domande e risposte di tutti quanti, ed infine volevo illustrarvi alcuni progetti in corso di Regione del Veneto, sia su accessibilità che anche delle proposte di lavoro di gruppi di lavoro. La cosa che dobbiamo ricordare tutti, insomma, abbiamo fatto anche altri interventi sul piano triennale
dell'informatica è che per il 2023 ci sono alcuni obiettivi che tutte le amministrazioni devono osservare e raggiungere. Il primo era quello del 31 marzo, pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito. Ho fatto un webinar dedicato. Il prossimo è pubblicare la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e applicazioni mobile. Ricordo a tutti che non è solo il sito istituzionale, ma sono tutti i siti delle pubbliche amministrazioni. Quindi se avete dei siti tematici, dei siti che non sono solo il portale principale, la dichiarazione va fatta per tutti. E naturalmente le app mobile che utilizzate per i vostri cittadini. Un altro obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre è risolvere gli errori relativi al criterio di successo 2.1 tastiera a livello A, cioè l'utilizzo della tastiera deve essere sempre consentito per navigare per tutto quello che è il sito, i siti che vengono messi a disposizione per i cittadini. I dettagli di questo tipo di criterio, le osservazioni sulle VCAG, avete il link sulle slide, quando vi daremo le slide metteremo le slide a disposizione, potrete raggiungere il sito dove ci sono le VCAG. Ditemi se vedete anche questa scheda o vedete ancora No, si vede la scheda. si vede la scheda delle slide o il sito del v3.org? Il sito V3. Ok, bene. E quindi diciamo che dal link potete raggiungere il sito del v3.org con la spiegazione di quali sono le funzionalità che devono essere raggiunte da questo criterio di successo. L'ultimo l'ultimo obiettivo è rimasto un rifuso sulle slide è comunicare a Agid tramite l'applicazione del form, tramite il sito agid.gov.it l'esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale. Questo è un obbligo che era previsto l'anno scorso soltanto per alcune tipologie di organizzazioni e enti, adesso è esteso a tutti. Su questa parte poi la collega Eleonora entrerà nel merito. Oltre, diciamo, agli obblighi dell'accessibilità, eh, ci sono naturalmente gli obblighi attivi che sono dettati dalla legge del 9 gennaio 2024, che sono a disposizione che sono state fatte per tutte, insomma, per semplificare l'accesso alle persone con disabilità, è la cosiddetta legge stanca, naturalmente dal 10 gennaio 2020 sono state anche emesse da Agidi linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici. Anche questa è stata aggiornata, revisionata all'ultima revisione del 21 di dicembre del 2022. Avete tutti i link per poter accedere alle varie informazioni. Ulteriori indicazioni sono anche accessibili nel documento master della Wikiveneto PA, che è quello strumento che abbiamo messo a disposizione per tutte le pubbliche amministrazioni, cioè la My Extranet, nella quale c'è una sezione particolare dove ci sono schede sui vari temi della trasformazione digitale e uno dedicato all'accessibilità. Vediamo se riusciamo ad arrivare. Non so, sicuramente tutti vi siete accorti che la MyExtranet è cambiata rispetto alle versioni precedenti, questo dal 28 di giugno di quest'anno. E nella sezione Wikiveneto PA c'è le linee guida sulle service design, URP e accessibilità. Qui abbiamo riportato una serie di definizioni, riferimenti normativi, acronimi e in questo caso non abbiamo alcune regole, ma sarà un lavoro che vi proporrò di fare assieme. Ehm, Oltre a questi obblighi normativi, volevo ricordarvi che noi abbiamo come anche Regione del Veneto un gruppo di approfondimento che si chiama Service Design, URP e Accessibilità, CDS2, dove è possibile iscriversi ed incontrarsi per scambiare esperienze e approfondire i temi dell'accessibilità.
nel webinar di oggi non potremo vedere tutto quanto, quindi sarà spazio in altre occasioni per affrontare i temi che vi possono essere più cari. E infine, tutto quello che sono gli obiettivi da raggiungere sono monitorati da Agid. I risultati del monitoraggio lo potete visualizzare nel portale Agid, sono pubblici i risultati del 2022, la pagina è accessibilità.agid.gov.it e qui sono riportati le pagine valutate da Agid di conformità rispetto all'accessibilità, gli errori che sono identificati automaticamente dai sistemi di valutazione e quali sono i criteri di successo non soddisfatti, il riferimento a MAU Plus, che è un sistema gratuito messo a disposizione per la valutazione dell'accessibilità dei siti web, di cui abbiamo parlato per esempio nel webinar dell'anno scorso. E qui è possibile vedere tutti gli errori, le dichiarazioni di accessibilità che sono state compilate, qui è sotto il valore 31.000, sarà per singole, quindi il numero di dichiarazioni, non gli enti che hanno compilato. È possibile poi scoprire tutte le dichiarazioni e gli obiettivi di accessibilità dichiarati nel 2023. Anche qui avevo dato un'occhiata, insomma, non tutte le amministrazioni della Regione del Veneto hanno pubblicato gli obiettivi di accessibilità, è uno degli obiettivi previsti dal piano triennale e su questo dobbiamo anche essere il più possibile aderenti. Ehm, Cosa succede se non ottemperiamo tutti questi obblighi? Agid è la responsabile dei controlli per la vigilanza delle azioni per la transizione digitale. Nel 2021 si è dotata di un regolamento per le procedure di accertamento e dal 2021 al 2022, che sono gli ultimi dati disponibili, non ne ho dell'anno 2023, erano stati avviati circa 5.000 procedure diciamo, di accertamento. Gli accertamenti non sono il vero e proprio procedimento e quindi insomma con tutto quello che può esserci sanzioni disciplinari ed altro, ma è una fase di valutazione per acquisire le informazioni, per capire quali sono i motivi per i quali sono state pubblicate o avviate determinate azioni, ed solo dopo 90 giorni, nel momento in cui l'ente non riesce a giustificare la mancata o comunque la parziale attivazione dell'azione, Agid procederà con il procedimento di accertamento. Ricordo a tutti, insomma, che molte cose scritte nel piano triennale sono obbligatorie, quindi poi possiamo essere sottoposti a un controllo. I controlli in caso dell'accessibilità sono solo quelli di Agid, ma un qualsiasi cittadino può procedere a segnalare insomma, l'inosservanza della norma al difensore civico piuttosto che segnalandolo all'ente attraverso il modulo apposito che è previsto per le segnalazioni nella dichiarazione dell'accessibilità. Un'altra ultima notizia, poi chiudo. La normativa è stata estesa non solo agli enti pubblici, ma anche ai soggetti che offrono servizi al pubblico, per cui nel controllo vostro è nel controllo che fate con i vostri fornitori è quello anche che assolvano e rispettino le linee guida per i soggetti privati. Anche qui è stato definito un regolamento e per questi tipi di soggetti i procedimenti di verifica e sanzioni sono diversi da quelli degli enti pubblici. Qui si parla di sanzioni economiche anche elevate. Il tempo di adeguamento era il 5 novembre del 2022 e per cui da quella data anche tutti i soggetti privati devono essere adeguati alla normativa sull'accessibilità. Sul tema domande, ci sono delle domande frequenti disponibili sul sito di Agid e sul monitoraggio che viene effettuato. Un'ultima cosa che ci dobbiamo anche porre è
cosa succede con riguardo al PNRR. Una delle azioni del PNRR è l'azione 141, quella che prevede la modifica l'aggiornamento e l'adeguamento del sito internet e dei servizi al cittadino, quindi cittadino informato e cittadino attivo. Se voi avete già adeguato il vostro sito, cioè prima del 23 di settembre, dovete adeguare o aggiornare la dichiarazione entro questo 23 di settembre 2023. Se invece la previsione di adeguamento, così come previsto che per MyPorta, è successiva al 23 di settembre, a quel punto avrete tempo fino al 23 settembre del 2024 per procedere all'aggiornamento. L'indicazione principale che vi voglio dare è acquisire l'asseverazione di conformità dell'azienda fornitrice per quanto riguarda MyPortal 3.1. È già disponibile un'asseverazione aggiornata sul sito MyExtranet che potrete poi scaricare nel caso fosse utile, e comunque per la versione 3.1 che sarà disponibile dopo il 23 settembre, 28 di settembre faremo una presentazione della nuova versione completa, vi verrà fornita anche l'asseverazione che potrà esservi utile per compilare la dichiarazione di accessibilità. Come fare questa dichiarazione e come sono le modalità di compilazione del form messo a disposizione di Agid, questo ve lo spiegherà Eleonora Galesso. Adesso qui do la parola e dimmi, Eleonora, se vado avanti io con le diapositive oppure sei autonoma. Se vi lasci la condivisione, prendo io. O- ok, solo che tu non riesci a portare avanti le... Diciamo, vai pure avanti tu, non ti preoccupare, non c'è nessun Va problema. bene, cercherò di seguirti. Sì, siamo Ah, allineati. ok, Allora, Eleonora, nostra buongiorno. collega, è responsabile della piattaforma riuso della Regione del Veneto, un esperto presente nel gruppo di approfondimento che vi avevo illustrato precedentemente. Ah, Prego, Eleonora. una piccola premessa su quello che stiamo per vedere. Allora, noi stiamo mettendo moltissima carne al fuoco all'interno di questo webinar e le slide che state per vedere sono dedicate espressamente solo alla compilazione del form Agid. Quindi tutto quello che sta dietro, quindi come ottenere poi i dati da inserire all'interno del form, è materia che richiederebbe un webinar a sé. Se ritenete che sia il caso di fare un approfondimento, fatecelo sapere che cercheremo di muoverci in tal senso. Per il momento quello che esponiamo appunto è come compilare il form, di modo che chi deve ancora magari eseguire i test sa su quali informazioni puntare un attimino il focus. Allora, anzitutto una cosa, per accedere al portale Agid dove sono inseriti i form per gli obiettivi di accessibilità, la dichiarazione di accessibilità e i test di usabilità, tutte le comunicazioni da fare ad Agid in questo senso vanno fatte solo ed esclusivamente tramite il portale dedicato. Ci servono due informazioni, ovvero il codice IPA della propria amministrazione e l'indirizzo email dell'RTD. Abbiamo perso la slide, abbiamo uno, eccolo. Scusate, mi sono perso io. Prego. Allora, per ottenere queste due informazioni dobbiamo andare nel portale IPA dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, indicepa.gov.it. Possiamo passare alla slide successiva. All'interno del motore, utilizzando il motore di ricerca interno del sito con il nome della nostra amministrazione, possiamo accedere alla scheda del nostro ente. Se l'ente non dovesse ancora essere accreditato sul portale IPA, anche se credo che ormai ci siamo praticamente per tutti, nella sezione servizi agli enti e accreditamento è possibile procedere poi seguendo le istruzioni date dal portale. Una volta ottenuta la scheda della nostra amministrazione, clicchiamo sull'iconcina scheda organizzativa, che è l'iconcina più a sinistra delle tre che vedete a destra della pagina, e ci si apre la scheda del nostro ente. Vai pure? Qui troviamo le due informazioni che ci servono: codice IPA dell'amministrazione in alto, mail dell'RTD che è stata registrata su IPA in basso. Questa mail ci servirà perché è a questo indirizzo che viene inviata sia la chiave d'accesso per il portale, sia poi, come vedremo, il link da pubblicare all'interno del nostro sito che fa riferimento alla dichiarazione di accessibilità. Quindi passiamo al sito, una volta ottenute queste due informazioni, possiamo provare a collegarci al sito form.agid.gov.it, che è il portale dove di fatto verranno compilati i form dedicati. Allora,
questa è la pagina di accesso. Cliccando su Radio Button opportuno possiamo o entrare direttamente se già possediamo la chiave, se non la possediamo, se è passato molto tempo dall'ultimo accesso, la richiediamo con, sempre appunto cliccando sul pulsante non ho ancora la chiave d'accesso, la chiave verrà inviata all'indirizzo email dell'RTD. Ok, andiamo pure. Una volta effettuato l'accesso all'interno del portale ci troviamo nella pagina di benvenuto. Ora voi vedete 5 attività. Il numero e la tipologia di attività può variare perché appunto tramite questo portale che Agid richiede la maggior parte delle comunicazioni in tema di accessibilità e usabilità, per cui nel caso dovesse insorgere un nuovo adempimento potreste trovarne un numero diverso o comunque in una posizione diversa. Le attività per ora presenti sono quelle che riguardano gli obiettivi di accessibilità, la dichiarazione di accessibilità, l'adeguamento dei siti ai modelli di design, la comunicazione degli esiti dei test di usabilità e un questionario dedicato al PNRR. Allora, le scadenze che noi dobbiamo tenere presenti in tema di accessibilità sono 3. La prima, che è quella del 23 marzo, relativa agli obiettivi di accessibilità. Passiamo pure alla slide successiva, così li vediamo velocemente. La seconda, che è quella relativa alla dichiarazione di accessibilità del 23 settembre, e la terza, che è quella di fine anno per i test di usabilità. Obiettivi di accessibilità, un form per gli obiettivi per ciascun ente, a differenza della dichiarazione di accessibilità per cui va compilato un form per ogni sito internet o app relativi alla nostra amministrazione. Gli obiettivi di accessibilità vanno pubblicati anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente e riguardano essenzialmente 6 ambiti tematici, ovvero il sito web istituzionale, i siti web tematici, l'intranet, la formazione, l'organizzazione di lavoro e le postazioni di lavoro. Per ognuno di questi 6 ambiti tematici possono essere individuati vari interventi e ne va indicato anche il tempo di svolgimento, il cui tetto massimo è il 31 dicembre. Ecco, questo per quel che riguarda gli obiettivi di accessibilità, che abbiamo visti proprio a volo radente. Nel caso vogliate visualizzare quelli di Regione del Veneto, alla pagina appunto accessibilità trovate il link relativo al form Agid compilato. Entro il 23 settembre di ogni anno invece va fatta la dichiarazione di accessibilità, una dichiarazione per ogni sito web dell'amministrazione. Ci sono qui, Agid mette a disposizione la sezione gestione delle dichiarazioni, dove trovate tutte le dichiarazioni pubblicate negli anni precedenti, o anche in quest'anno, insomma, relative ai vari prodotti, e la sezione nuova dichiarazione dove vanno inserite le dichiarazioni nuove. Allora, una considerazione, la dichiarazione non va rifatta ex novo ogni anno. Se per un determinato sito l'avete già fatta, sarà sufficiente aggiornare quella che avete con i nuovi dati. Ad esempio, un dato che va sempre tenuto aggiornato è il numero di dipendenti con disabilità, oppure possono essere state effettuate modifiche all'interfaccia del sito, possono essere stati caricati ulteriori contenuti, per cui magari si deve comunque ogni tot procedere a delle verifiche per controllare che il sito sia comunque aderente alle linee guida. Ok, se passiamo alla sezione nuova dichiarazione, vediamo quali sono i dati da inserire all'interno della dichiarazione di accessibilità. Per ogni sito noi abbiamo bisogno del nome, dell'URL e delle specifiche tecniche a cui si fa riferimento. Notiamo una cosa, Agid all'interno del form mette a disposizione la possibilità di indicare l'aderenza alle WCAG 2.0 o alle WCAG 2.1, ma le linee guida di fatto richiedono l'obbligo di aderire alle WCAG 2.1 livello di conformità AA. Questi sono i test che voi dovete fare sui vostri siti o che dovete indicare al vostro fornitore di far fare ai vostri siti. Una volta indicate queste informazioni, possiamo passare alla prima sezione che riguarda il livello di conformità dei siti. Un sito può essere conforme se rispetta il 100% delle linee guida, nessun errore. Parzialmente conforme se non ne rispetta alcune o non conforme se non ne rispetta la maggior parte. In caso di parziale o totale difformità vanno indicati poi i motivi di questa difformità che vediamo nella prossima slide. La difformità può essere dovuta all'inosservanza della legge stanca, può essere dovuta all'onere sproporzionato, poi all'interno delle linee guida Agid voi troverete tutti i riferimenti normativi che vi spiegheranno bene quando e come ricadere nei casi eventualmente di deroga, oppure appunto il contenuto può non rientrare nell'ambito coperto dalla normativa.
vanno consultati, va consultato il sito Agid, appunto perché la normativa che è stata recentemente rivista può aver allargato o ristretto questi ambiti. Per ciascuna difformità vanno comunque indicate le alternative accessibili messe a disposizione dell'utente all'interno dell'apposito campo. La valutazione dell'accessibilità può essere fatta direttamente dall'amministrazione oppure ci si può rivolgere a un soggetto terzo. Si può utilizzare il modello di autovalutazione di Agid, che è sempre messo a disposizione all'interno del sito, e l'utilizzo di questo modello è opzionale. Per effettuare la valutazione sono presenti in internet numerosissimi strumenti. All'interno del sito dedicato alle WCAG trovate una lista estremamente corposa e Agid poi mette a disposizione anche un proprio strumento. Questo sarà eventualmente argomento di approfondimento se lo riterrete necessario. Andiamo pure avanti. Sì, scusa Eleonora, volevo solo aggiungere Prego. che alcuni strumenti sono stati trattati sia nei webinar dell'anno scorso e dell'anno precedente, per cui se qualcuno volesse avere anche dettagli sull'utilizzo di questi strumenti, possono rivedersi i webinar che sono sempre disponibili nel canale regionale. Ecco, una nota, nel momento in cui andate a impostare questi strumenti, mi raccomando, livello di conformità WCAG 2.1, livello AA. Ok, Allora, vedo che hanno posto una domanda, io come già detto all'inizio le vedremo tutte alla fine, dopo gli interventi, in modo da poter dare spazio e una risposta più completa possibile. ok. Ogni amministrazione è tenuta a mettere a disposizione dei cittadini un canale tramite cui i cittadini possono comunicare le eventuali difformità in materia di accessibilità riscontrate all'interno del sito, gli eventuali problemi riscontrati con l'utilizzo delle tecnologie assistive. Il canale che può essere un form, una mail a scelta, l'importante è che sia costantemente monitorato dall'amministrazione perché ci sono 30 giorni di tempo per poter rispondere senza incorrere appunto in quella che è la responsabilità dirigenziale. La mail dell'RTD, invece che si trova nel campo sottostante, viene riferita automaticamente dal sistema ed è quella registrata sul portale IPA. Nella seconda sezione sono chiesti dei dati, l'anno di pubblicazione del sito, il CMS utilizzato e se sono stati svolti i test di usabilità, che ricordiamolo, da quest'anno sono obbligatori almeno per il sito web istituzionale. Nulla vieta ovviamente che possano essere eseguiti per qualsiasi sito, anzi è caldamente consigliato. Nell'ultima parte sono richieste alcune informazioni generali sull'amministrazione, quindi il numero di dipendenti con disabilità, le postazioni di lavoro dedicate, la percentuale di spesa destinata all'accessibilità, questo è un campo opzionale, e se per l'amministrazione è previsto il responsabile per i processi di inserimento delle persone con disabilità e nel caso se è stato nominato. Una volta terminata la dichiarazione, il contenuto viene salvato in bozza, poi nel momento in cui si procede cliccando sul tasto pubblica ci si apre un pop-up con un link che possiamo salvare direttamente da qui. Una copia ne viene comunque inviata alla mail dell'RTD. Questo link va pubblicato nel footer del sito web. Molto importante, se per un qualsiasi motivo tecnico non riusciamo a pubblicare il link all'interno del footer, il link deve avere nome dichiarazione di accessibilità, questo è importante, che venga comunque pubblicato all'interno dell'home page o comunque in un posto dove sia facilmente raggiungibile perché le dichiarazioni vanno pubblicate entro il 23 settembre di ogni anno. Il 24 Agid congela, tra virgolette, il lavoro svolto e procede con le verifiche automatiche. Le verifiche automatiche le fa cercando all'interno del nostro sito questo link. Ok, questo era quanto per la dichiarazione di accessibilità. Appunto, mi ripeto, non abbiamo preso in esame come compilare la dichiarazione, come fare i test, ma come compilare il form Agid. Se si necessita di un approfondimento, fatecelo sapere. Un altro test, un altro form Agid che deve essere compilato entro la fine di quest'anno è il form relativo ai test di usabilità. Anche qui poi per le domande su come vanno eseguiti i test
rimandiamo magari a un momento di confronto successivo o al collega che insomma, è il suo campo, per cui non mi addentro. Faccio soltanto una brevissima introduzione. Per usabilità si intende il grado in cui un prodotto può essere utilizzato da particolari utenti per raggiungere determinati obiettivi con efficacia, efficienza, soddisfazione in uno specifico contesto d'uso. Quindi non è una caratteristica del sistema in sé, ma è una caratteristica che emerge nel momento in cui l'utente interagisce con il sistema. Da quest'anno per il sito istituzionale è diventato obbligo normativo. Ok, adesso vediamo all'interno del form AGID quali sono i dati che ci vengono richiesti. Come per le dichiarazioni, anche qui abbiamo una pagina di benvenuto con una sezione gestione di comunicazione che ci permette di gestire tutti i vari test comunicati. Quelli del sito istituzionale sono obbligatori, ma nulla vieta, anzi è caldamente consigliato che vengano eseguiti anche per gli altri test, per gli altri prodotti. Nella sezione nuova comunicazione possiamo inserire la dichiarazione ex novo. Che cosa ci viene chiesto? L'URL del sito, la data di esecuzione del test e una mail di riferimento del responsabile dei test di usabilità. Nella sezione descrizione del test, allora all'interno poi noi vi daremo tutti i riferimenti dove cercare indicazioni pratiche su come eseguire questi test, essendo guidati passo passo per un primo test, diciamo, poi nel caso di prodotti particolarmente complessi o nel caso si volesse approfondire, ci si può affidare a degli esperti. Il numero di task consigliati appunto per un primo test va da 4 a 8. I primi 4 possono essere indicati nei relativi campi. Se si decide di eseguire più di 4 task, c'è un ultimo campo in cui possono essere inseriti tutti quanti assieme e descritti. Va indicato dopo il numero totale dei task e il numero totale dei partecipanti ai test di usabilità. Nella sezione esito del test c'è il tasso di successo medio di tutti i task e di tutti i partecipanti. Anche qui troverete all'interno poi delle guide come calcolare esattamente, ci sono schede, allegati e le regole molto precise su come calcolare ed inserire poi questi valori. C'è poi un campo problemi e criticità che non è un campo opzionale ma è obbligatorio, per cui se non avete problemi e criticità da evidenziare inserite poi comunque una frase del tipo appunto non sono emerse criticità. La seconda sezione è una sezione opzionale e può essere compilata nel momento in cui al test di usabilità si affianca la compilazione dei questionari NPS, SUS e UMUX Lite. Il questionario di intenzione d'uso Net Promoter Scale estremamente in breve, consiglieresti questo sito a un collega, a un conoscente? Si procede alla compilazione, si procede alla selezione del radio button indicato e poi si mette il risultato ottenuto dal calcolo di questi questionari. Gli altri questionari che possono essere somministrati ai partecipanti sono i questionari di usabilità percepita, System Usability Scale e UMUX Lite. Anche qui all'interno delle linee guida poi troverete passo passo quali sono questi questionari e come vanno compilati. Si abilita il rispettivo radio button e si compila i punteggi emersi da questi test. Dove sono i riferimenti per eseguire un primo test di usabilità e trovare tutti gli allegati di cui abbiamo parlato finora? All'interno del sito di Designer Italia c'è la sezione apposta sui test di usabilità. Il manuale operativo di design vi prende per mano e vi guida passo passo, pedissequamente per poter eseguire un primo test di usabilità. Altre informazioni si possono trovare nel sito della funzione pubblica. Ultima richiesta del form, gli allegati, anche qui è facoltativo. Nella parte precedente del form sono stati inseriti dei dati che in qualche modo riassumono tutti quanti i dati raccolti all'interno del test. Agid ci chiede, anzi ci consiglia caldamente di inviare le schede, diciamo, grezze su cui sono stati raccolti i vari dati. Queste schede possono essere inviate all'indirizzo email che è riportato all'interno del form, che è usabilità@agid.gov.it, e sono le schede elencate qui sotto.
la scheda anagrafica, la tabella di risultati per partecipante, la tabella dei problemi, criticità ed euristiche e le altre dei questionari di cui abbiamo parlato prima. Anche queste le troverete, appunto, sono specificati anche i numeri degli allegati perché le troverete tutti quanti nelle linee guida. Molto importante per la privacy, i dati devono essere anonimizzati, quindi nulla che possa permettere l'individuazione del partecipante, ma la sostituzione di tutti i nomi, cognomi, dati identificativi con utente 1, utente 2 e così via. Ok, questo era quanto ci richiede Agid, appunto tutto il lavoro che sta a monte della compilazione di questi test è ambito di approfondimento molto molto vasto, quindi magari fateci sapere su cosa possiamo focalizzarci. Passo Eleonora, la parola ai colleghi. sì, Eleonora, se dici prima di passare la parola agli esperti, farei più che altro una visita al Design Italia. Ditemi se si vede. Sì, Design Italia è il sito dove si parla di usabilità e di accessibilità. All'interno delle test di usabilità c'è una parte anche dedicata ai test di sì. accessibilità. Ci Questa è sono, una parte anche più teorica dove ci sono anche tutti i sì, riferimenti normativi e comunque poi c'è il kit di design dove si possono scaricare gli allegati e dove si viene guidati proprio passo passo esatto. all'esecuzione del test, da come, da quanti partecipanti, che tipologia, quanti task, come preparare le attività, come predisporre l'ambiente, come interrogare i partecipanti e poi come raccogliere i risultati. Vengono fornite tutte quante le tabelle e tutti i metodi per poter poi elaborare i risultati e fare i calcoli e ottenere, oltre insomma, ai risultati di per sé parlanti e utili per l'ulteriore sviluppo dei nostri prodotti, anche per poter compilare i form agile. E poi se vogliamo vedere al volo anche il manuale operativo, lì Sì, proprio... va bene. Allora, no, volevo ricordare che a giugno dell'anno scorso, aprile e giugno dell'anno scorso, erano stati fatti anche dei corsi Agid sulla qualità dei servizi digitali, ne avevamo parlato anche in altre occasioni. Spero che molti di voi si siano iscritti e abbiano partecipato. Era molto interessante per capire come approcciare la costruzione e lo sviluppo di un servizio digitale, ma poi una parte era dedicata anche ai test di usabilità. Allora, per quanto riguarda invece il manuale operativo, ok? Ecco, questa è proprio la sezione dedicata dalle definizioni alle normative a passo appunto come svolgere il test. Qui è abbastanza corposa la sezione, ma è una guida molto molto dettagliata. Bene, a questo punto direi che possiamo passare la parola a Carlo Cicognini e Martino Palladini. Non so chi partirà per primo dei due, vi do libertà come procedere. A te Martina. Il titolo è Design inclusivo, come approcciare servizi digitali per tutti. Diciamo il tema è il fatto che accessibilità e usabilità ormai non sono da guardare insomma, come due obiettivi separati, ma diciamo, come diciamo, i servizi digitali sono per tutti, a prescindere, insomma, della situazione di disabilità che si possono trovare. Dico sempre a tutti, guardate che vi potrete sempre trovare in difficoltà ad usare la tastiera, basta che se vi rompete un braccio, siete praticamente, vi trovate in una situazione di chi ha dei problemi di disabilità, quindi insomma non è Disabilità motoria. necessariamente una cosa permanente, può essere anche una cosa che è, diciamo, provvisoria. Allora, interrompo la condivisione. Eh, ecco, qui abbiamo Carlo Cicognini. Mi fate condividere perché mi dice che non sono autorizzato. Proietto io e parla Martina in questa prima parte Ok, della presentazione. Federica, ci sei dalla regia? Sì, ci sono. Vuoi dare autorizzazione a... Forse era perché Dovrebbe in realtà essere in forse grado. perché stavo condividendo io, Esatto, adesso sta Andate, prova adesso. condividendo. andiamo. Ecco Ok, qua. Vedete? bene, si vede Sì. tutto e adesso le slide per intero. Bene, Ok, potete iniziare. perfetto, grazie mille. Allora, parliamo di inclusive design. Diciamo che è un tema che è sempre più
diciamo, alla ribalta attualmente perché abbiamo tutta una serie di evoluzioni normative, per cui dal 2025 tutti saranno, diciamo, ci sarà il requisito perché tutti siano accessibili per legge. Ovviamente con la diffusione dei servizi in forma digitale questo è un tema fondamentale nella società e nella cittadinanza. La tecnologia digitale è sempre più pervasiva e gioca un ruolo cruciale nella vita di molte persone. Immaginiamo le prenotazioni, l'accesso ai servizi e così via, tutto quanto viene sempre più spesso veicolato verso un canale digitale. Quindi si tratta di garantire che tutti i prodotti digitali come siti web, applicazioni, software e dispositivi siano progettati e sviluppati in modo da essere facilmente utilizzabili da tutte quante le persone, indipendentemente da quelle che possono essere le loro caratteristiche, le loro abilità, che siano esse fisiche, siano esse anche cognitive. Dicevamo del 2025. Dal 2025 entrerà in vigore la normativa europea che introduce obblighi di accessibilità per tutti i sistemi informativi e comunicativi digitali, sia nell'ambito del pubblico sia nell'ambito del privato. E ci sono delle importanti sanzioni in caso di inosservanza, che sono addirittura superiori a quelle relative a privacy e cookies. Andiamo avanti, Carlo. Ok, perfetto. In Italia, diciamo, abbiamo visto anche prima, Agid è l'ente di riferimento e appunto ha emanato delle linee guida di adeguamento che già oggi devono essere seguite dal settore diciamo, di pubblica utilità, diciamo, il motivo per cui anche ci siamo incontrati oggi. Quindi aziende municipalizzate, regionali, enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione, aziende appaltatrici e tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici e agevolazioni. I privati, che fatturano almeno 500 milioni di euro all'anno, rischiano una sanzione pecuniaria in caso di inadempienza equivalente al 5% del fatturato, quindi anche a seconda della dimensione dell'azienda, queste sanzioni diventano importanti e rilevanti. Slide seguente. La normativa, come abbiamo visto anche prima, impone di adottare degli accorgimenti diciamo, per l'accessibilità, pubblicare e aggiornare nel tempo una dichiarazione di accessibilità, e qui Eleonora insomma, ci ha dato un ottimo tutorial su come fare all'interno del footer del sito oppure in una sezione dedicata alle informazioni generali. E poi creare un meccanismo di feedback per creare appunto un dialogo e permettere alle persone che intercettano eventuali difficoltà di accesso di comunicarle e quindi avere informazioni su come accedere alternativamente alle informazioni e avviare dei processi di fix di quelli che possono essere delle inadempienze. Slide seguente. Diciamo, questo basta per convincere i fornitori di servizi digitali dell'accessibilità. Probabilmente non è sufficiente, ma diciamo che si può far leva anche sull'attenzione della società civile e l'esigenza di una comunicazione maggiormente inclusiva. Questo è un tema che diciamo, si ripercuote anche su quella che è la percezione di un brand, di un ente nei confronti della cittadinanza e delle persone che accedono a quel servizio. Ovviamente un progetto che sia maggiormente inclusivo avrà un tipo di reputazione più positivo rispetto a un progetto che non lo è, perché adesso con una comunicazione molto semplificata è più facile anche denunciare questi elementi, non solo nel privato tramite form appositi, ma anche pubblicamente, ad esempio su canali social e su altri mezzi di diffusione. Quindi diventa l'inadempienza anche un danno reputazionale per l'azienda che non lo permette, non lo abilita. E ovviamente diciamo, questa esigenza sociale porta anche ad arricchire quelli che sono i prodotti che andiamo a produrre.
andando incontro a quelle che possono essere delle esigenze espressive, delle esigenze lessicali e cognitive che permettono di ampliare a una platea sempre più ampia di utenti i nostri servizi. Slide seguente. Ok. Esistono comunque diciamo, degli obblighi di legge da rispettare. Quindi pubblicare e aggiornare nel tempo la dichiarazione di accessibilità da posizionare nel footer. Qua appunto abbiamo la data del 23 settembre ogni anno, dal 2025 questo diventerà obbligatorio ovviamente anche per le aziende private. Fornire dei link a versioni accessibili, casomai ci fossero dei contenuti che non si riescono a rendere accessibili. Immaginiamo un'infografica complessa, una mappa. Magari non sono contenuti che possono essere fruiti direttamente da tutti, ma si può fornire una versione che sia accessibile, che veicoli le medesime informazioni e sia quindi diciamo, appannaggio poi di tutti quanti gli utenti. E infine, importantissimo è mantenere evidente e funzionante il meccanismo di feedback, proprio per raccogliere le eventuali segnalazioni di inadempienza rispetto all'accessibilità. Per diciamo, procedere appunto nella progettazione accessibile dobbiamo svolgere delle attività di validazione, ma soprattutto mantenere attivo questo canale diretto di comunicazione con l'utenza finale, che permette quindi di dialogare con persone con diverse fragilità, capacità cognitive e differenze culturali. E per far questo abbiamo, diciamo, diversi strumenti. Ci sono gli strumenti automatici, come i validatori, che ci aiutano a capire se un sito web è realizzato in maniera accessibile. Qui l'esempio già citato era Move++, che è adottato da Agit come strumento di controllo e permette, con l'inserimento di una URL, di verificare la conformità secondo tutti quei criteri che possono essere intercettati da un validatore automatico, perché l'accessibilità è diciamo, una caratteristica che riguarda le persone e non tutti, diciamo, non tutti i punti delle linee guida possono essere diciamo, non tutte le violazioni delle linee guida possono essere intercettate da validatori automatici. Per questo è necessario coadiuvare questa validazione automatica che ci dà magari una visione d'insieme di quelli che possono essere le trasgressioni più egregie. Si abbina il controllo manuale, quindi una persona esperta che, diciamo, conosce l'inclusive design, conosce le caratteristiche tecniche che magari creano delle barriere a persone con disabilità, può andare a intercettarle, segnalarle e trovare delle modalità di mitigazione di queste problematiche. Ma diciamo l'elemento critico è la capacità di ascolto, quindi di nuovo quel form di feedback, ma anche lo svolgimento di test di usabilità con utenti che hanno delle caratteristiche diverse rispetto a quella che viene considerata la norma e che quindi permettono di vedere come una interfaccia viene navigata da persone, per esempio, cieche, sorde, con delle disabilità motorie e così via, e quindi andare a cogliere quelli che sono degli spunti che altrimenti sarebbe difficile intercettare anche da un esperto, perché ovviamente ogni persona è diversa. Per questo noi parliamo di inclusive design. L'idea è quella di inserire l'accessibilità in tutto quanto il processo di progettazione, quindi non soltanto nella fase di verifica e sanamento, ma proprio alla base della progettazione, dalle primissime fasi. Chiamiamo inclusive design una filosofia di progettazione che ha l'obiettivo di rendere la customer experience soddisfacente per tutti, rispondendo adeguatamente alle differenze di ognuno di noi. È un termine che, diciamo, è sempre più diffuso. Una delle pioniere di questo ambito è stata Microsoft all'inizio degli anni 10 del 2000.
ed è un approccio di design che mira a creare prodotti e servizi ambientali e ambienti accessibili e utilizzabili da un'ampia varietà di persone, comprese quelle con diverse abilità. E qui parliamo di differenze di età, quindi una persona giovane, una persona vecchia avrà diverse esigenze legate al suo stato fisico e anche alla sua formazione. Culture, quindi qua partiamo sia di cittadini italiani sia di cittadini stranieri che magari si trovano in Italia e devono accedere a servizi erogati dai comuni, e anche i contesti di utilizzo. L'obiettivo principale del design inclusivo è quello di eliminare o ridurre al minimo le barriere che possono ostacolare l'accesso e l'uso dei prodotti o servizi da parte di tutti gli individui. Nicola prima parlava appunto delle disabilità temporanee come un braccio rotto. Quello è un esempio di un tipo di disabilità temporanea che può appunto capitare a tutti, può capitare con l'invecchiamento, può capitare per i casi della vita. Se progettiamo per una disabilità motoria, come per esempio permettere l'uso della tastiera alle persone, andiamo ad intercettare anche tutte le persone che potrebbero essere interessate da questo tipo di accesso. Stessa cosa, per esempio, per i media temporizzati. Se aggiungiamo dei sottotitoli a un video, qua non aiutiamo soltanto le persone sorde, che quindi non possono accedere al canale audio, ma aiutiamo anche persone magari straniere che stanno appena imparando la lingua e quindi hanno bisogno magari di un supporto visivo che li aiuti a interpretare quello che sentono, oppure mitigare magari un forte accento della persona che sta parlando all'interno del video, che magari non rende del tutto comprensibile quello che sta dicendo. L'idea è quella di progettare per pochi, quindi per i casi diciamo più di interesse con particolarità fisiche, culturali, di età, e poi estendere a tutti quanti i vantaggi derivanti da questo tipo di progettazione. Per fare questo, diciamo, possiamo seguire alcuni principi. La diversità, diciamo, considerare la diversità degli utenti, quindi le diverse caratteristiche di un ampio spettro di utenti, che quindi diventano elementi da considerare in termini di progettazione. La flessibilità, quindi la progettazione di prodotti o servizi che si prestino ad essere adattati e personalizzati. Spesso le persone che hanno dei requisiti dei bisogni di accedere a dei servizi e magari presentano delle disabilità, hanno tutta una serie di strumenti che gli permettono già di accedere alle informazioni. L'obiettivo, come diciamo fornitori di servizi, è quello di non porre limiti o barriere all'utilizzo di questi strumenti, quindi permettere che i contenuti che pubblichiamo siano i più flessibili possibile e più leggibili da tutti gli strumenti. La semplicità e l'efficienza, quindi la riduzione al minimo della complessità delle informazioni presentate in pagina, ma anche dei processi che devono essere seguiti per l'accesso a un servizio, permettono di estendere a molti i vantaggi di questa progettazione. E poi appunto feedback e interazione, quindi dare la possibilità alle persone di fornire il feedback, raccoglierlo e gestirlo in modo da poter avere delle informazioni su come migliorare sempre i servizi e venire incontro alle esigenze di tutti. E infine l'equità, ovviamente questo diciamo è il cappello su tutto quanto, quindi assicurarsi che non ci siano discriminazioni o svantaggi per nessun tipo di utente. Diciamo, quali metodi possiamo impiegare? Intanto la ricerca con gli utenti, quindi in fase di progettazione comunque fare una ricerca sul campo, accedere a studi, informarsi,
su quali siano le esigenze, le sfide che gli utenti affrontano ogni giorno e quali sono i loro comportamenti, in modo da informare la progettazione. La prototipazione è un altro elemento cruciale, quindi la creazione di prototipi interattivi ci permette già di testare con gli utenti la progettazione, raccogliere dei feedback prima ancora poi di andare a sviluppare il prodotto stesso. E poi ovviamente le guideline di accessibilità, facciamo riferimento alle linee guida WCAG per tutti i criteri che diciamo interessano l'accessibilità, ovviamente estesi poi alla UNIEN. E seguire queste linee guida è essenziale per diciamo, avere un design inclusivo. Il co-design ci permette di coinvolgere gli utenti direttamente nell'ideazione dei processi, perché ovviamente le persone ci possono dare degli spunti interessantissimi per andare a progettare in maniera accessibile. Lo svolgimento di test di accessibilità ci permette di appunto utilizzare questo mix di strumenti automatici e di test soggettivi per valutare l'accessibilità effettiva del prodotto, ma anche l'A/B testing, quindi la preparazione di più varianti di design da testare permette di capire quali sono le strade più efficaci e quelle meno efficaci. E l'inclusione all'interno dell'interazione, quindi un processo iterativo che diciamo, richiede continue revisioni e continui miglioramenti in base ai feedback e ai dati reali di utilizzo. La collaborazione interdisciplinare è fondamentale perché ovviamente parlando di design c'è diciamo, una branca di progettazione più varia, quindi anche qui entrano psicologia, progettazione, accessibilità, tutta una serie di competenze che permettono di portare appunto, di considerare tutti gli aspetti del progetto. E ultimo, la formazione, ovvero garantire che tutte quante le persone all'interno di un team di progettazione sappiano di cosa parliamo, sappiano quali sono le criticità legate all'accessibilità, quali siano le criticità legate al loro specifico ruolo, in modo da considerarlo all'interno di tutte le fasi di progettazione. Tutti questi metodi aiutano a garantire che il design sia inclusivo e sia integrato all'interno di tutto quanto il processo di progettazione, in modo che i servizi che andiamo a produrre siano davvero accessibili e utili al più ampio pubblico possibile. Allora, abbiamo fatto veramente una rapida carrellata per farvi capire sostanzialmente che all'interno dell'ambito del design inclusivo ci sta veramente un processo con fasi e attività che meriterebbero avere ulteriori approfondimenti, perché sul processo di co-design, di test di accessibilità, di user research abbiamo strumenti e metodi altamente diversificati. Volevamo un po' concludere però facendovi vedere due casi dove abbiamo applicato questo metodo all'interno del contesto di Regione del Veneto. Qui vediamo un'attività di user research. Questa era una slide dove sostanzialmente nel 2018, quando abbiamo iniziato ad investigare quali fossero i servizi digitali di maggiore interesse per i cittadini, abbiamo fatto un'attività di ricerca sul territorio. Quindi per 2 settimane abbiamo presidiato gli sportelli URP, le biblioteche, siamo andati a casa direttamente dei cittadini su 5 comuni pilota di Regione del Veneto. C'era Thiene, Bassano del Grappa, Padova, eccetera. Cosa ci ha permesso di scoprire questa attività di user research? Ci ha permesso di comprendere come veniva percepita la pubblica amministrazione dai cittadini e poi quali fossero i primi 10 servizi digitali di maggiore interesse. Ovviamente abbiamo ascoltato persone con caratteristiche etnografiche, quindi vuol dire età, scolarizzazione, ubicazione, alfabetizzazione informatica, completamente differenti. Abbiamo individuato i comuni medio-piccoli, perché immaginiamo che anche dal punto di vista dell'organizzazione all'interno dell'amministrazione, avere più o meno disponibilità di personale possa incidere, non tanto sulla qualità, ma sulla capacità di supportare i cittadini. E poi parlando con i cittadini abbiamo compreso come loro ragionano, come vorrebbero interagire attraverso un media, quindi PC, tablet, smartphone, eccetera, con la pubblica amministrazione. Qua vediamo una slide che racconta sostanzialmente un ipotetico profilo
di Leonora, 40 anni, impiegata settore commercio estero, mamma di 2 figli, ed era una tra le persone, diciamo, principalmente propensa all'utilizzo dei servizi digitali sull'amministrazione. Cioè, una delle cose che chiedeva era: se io riesco ad essere autonomo nella richiesta del servizio e quindi di gestirlo nei miei tempi, quindi vuol dire alla sera, quando ho messo a letto i bambini, eccetera, potrò richiedere un qualcosa all'amministrazione senza necessariamente andare allo sportello, senza perdere tempo, no, in una lunga fila. Informazioni che ci hanno permesso sostanzialmente di andare a individuare anche come strutturare i servizi LED nella modalità con cui possono essere utilizzabili non solo da Eleonora, ma anche da quelle persone che magari hanno delle fragilità. Ecco, spesso noi abbiamo parlato di fragilità di tipo fisico, no? C'è l'esempio del mi sono rotto il braccio, no? Però potrebbe essere anche una mamma, un genitore, no, mio papà, mia mamma, che tiene in braccio il figlio e quindi magari naviga sul servizio digitale utilizzando una mano con un mouse. Ma spesso, come dire, il problema non è semplicemente fisico, può essere anche cognitivo. Quindi il saper strutturare percorsi facilitati e parlare anche un linguaggio semplice ci permette di andare a colpire e quindi portare a bordo, rendere autonomi nella fruizione del servizio digitale anche quelle fasce di età che magari hanno una scolarizzazione bassa o che magari hanno disfunzioni cognitive. Pensate, non so, all'autismo, alla dislessia, oppure culturali, cioè il servizio di richiesta di patrocinio o il servizio di richiesta di carta d'identità elettronica o di qualche altro documento non può utilizzare gli stessi termini a Padova e a Prato, perché se a Padova, pur essendo una città metropolitana, ho una componente, no, di persone altamente scolarizzate, magari, no, la maggior parte italiane, a Prato sappiamo che abbiamo una componente di immigrazione asiatica molto alta e quindi anche la traduzione del servizio, la costituzione del servizio. Pensate banalmente cosa vuol dire fare una traduzione, utilizzare un charset di carattere completamente differenti. Cioè, quindi conoscere il territorio, conoscere le caratteristiche etnografiche delle persone ci permette di andare a personalizzare il servizio pur rimanendo all'interno di quello che dice la normativa, per renderlo, diciamo, vicino al modo di pensare di coloro che utilizzeranno quel servizio. Un altro esempio, fatto sempre, poi vediamo i diversi profili utenti che abbiamo tracciato durante la ricerca, quindi sono tutte persone reali che sono state intervistate, che ci hanno permesso di creare, diciamo, una clusterizzazione dei vari segmenti di utenti che accedono ai siti delle amministrazioni. Qui vedete poi rispetto alle informazioni raccolte come poteva essere organizzato ad esempio il servizio di appuntamento e nella situazione attuale quali erano i principali pain point che gli utenti incontravano. Quindi una mappatura sostanzialmente di cosa non funziona per migliorarlo. Ma non solo, cioè i servizi LED che sono stati progettati poi sono stati verificati con gli utenti, per cui in occasione dello SMAO 2019 abbiamo organizzato dei tavoli di 10 persone dove ogni tavolo aveva il compito di verificare attraverso uno strumento che si chiama Cognitive Workflow quanto quel servizio era facile e quindi nuovamente abbiamo verificato con gli utenti sostanzialmente se quanto progettato era sostanzialmente usabile. Ora vi volevo far vedere un report che abbiamo recentemente predisposto. Quindi riassumendo, sostanzialmente, come ha detto Nicola all'inizio di questa chiacchierata, cioè percepire usabilità e accessibilità come degli elementi distinti tra di loro è uno sbaglio, in quanto sicuramente un prodotto usabile è anche in parte accessibile e un prodotto accessibile è anche usabile, proprio perché c'è questa attenzione a chi utilizzerà il prodotto e quindi per renderlo facile e utilizzabile per tutti. È per questo che raccogliamo, no, questi due momenti all'interno di un cappello molto più ampio che abbiamo chiamato Inclusive Design. Ora vi volevamo far vedere che cosa vuol dire fare un test di usabilità.
Recentemente abbiamo chiuso dei test di usabilità sulla versione adeguata ai criteri del cittadino informato e del cittadino attivo del PNRR. Quindi vuol dire la componente del sito istituzionale, MyPortal, e abbiamo analizzato un verticale, quindi l'applicativo dedicato appunto ai pagamenti, che è MyPay. Che cosa vuol dire fare un test di accessibilità? Vuol dire che noi sostanzialmente abbiamo fatto un'attività di recruitment per trovare un po' di gente che potesse partecipare all'attività di testing. Poi abbiamo identificato alcuni scenari tipo, ad esempio, devi ricercare un'informazione perché vuoi iscrivere tuo figlio al trasporto scolastico, oppure non sei riuscito ad iscrivere tuo figlio all'asilo nido e vuoi segnalare il disservizio. Rispetto a quello che hai letto del servizio di richiesta di certificati anagrafici, ha dei dubbi oppure hai dei casi particolari e vuoi richiedere un appuntamento. Oppure sei segretario di un'associazione Onlus e volete partecipare ad un evento dove potrete sponsorizzare i vostri progetti per reclutare nuovi volontari. Dovrai pagare la tassa di occupazione pubblico, ti è arrivato il bollettino, no, da MyPay dove ti dico che devi pagare 4 euro, come fai a pagarlo? Quindi scenari di utilizzo reali legati al contesto. Quindi gli utenti che si sono collegati, gli abbiamo spiegato questi scenari, alcuni di questi erano volutamente tricky. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'obiettivo dello scenario è identificare un caso d'uso e la descrizione del caso d'uso non deve avere all'interno riferimenti che possono far pensare alla possibile soluzione. Quindi deve essere molto, diciamo, oculata la scelta dello scenario e la sua descrizione, per far sì che erroneamente non andiamo a suggerire al nostro tester qual è la soluzione che lui deve fare. In più ci devono essere anche degli elementi un po' più, come dire, tricky, cioè dove c'è un elemento, come dire, non facilmente identificabile, che possono essere banalmente l'utilizzo di un acronimo. Ad esempio, io potrei dire: devi pagare il canone unico per l'occupazione dell'asilo pubblico, però la scheda informativa di servizio che racconta sta cosa c'ha come titolo COSAP, e quindi non solo vado a verificare se l'utente arriva a quella scheda di servizio, ma vado anche a verificare se l'acronimo del tributo è introiettato nella capacità, no, del nostro utente di trovare l'informazione. E quindi faccio anche un testing sul lessico. Quindi questa è un po' la finalità. Che cosa abbiamo fatto? Quando gli utenti sono arrivati, abbiamo fatto un sondaggio pre-test. Quindi prima di partire con il test le abbiamo chiesto se abitualmente utilizza o è un fruitore dei servizi digitali del proprio comune, se ha già mai utilizzato MyPay, se avesse già o meno navigato su MyPortal, per conoscere un po' di contesto, cioè l'utente è già entrato in contatto con la nostra piattaforma, al di là delle versioni che sono state rilasciate, sì, no, che percezione ha avuto. Poi siamo partiti con l'esecuzione del test, per cui abbiamo raccontato gli scenari, uno per volta, abbiamo chiesto all'utente di condividere lo schermo, di pensare ad alta voce, quindi di raccontarci che cosa avrebbe intenzione di fare sulla piattaforma passo passo per raggiungere quell'obiettivo, e abbiamo detto: guarda, purtroppo noi non ti possiamo aiutare, o meglio, nel momento in cui il facilitatore interviene ci sono delle scale che vanno a identificare se il task è stato eseguito con successo o meno. Alla fine dell'esecuzione dei test, sondaggio post-test, per cui che cosa hai trovato facile, che cosa hai trovato difficile, dove ti sei incastrato, quanto consiglieresti l'utilizzo del servizio ai tuoi parenti e amici, perché il questionario post-test insieme al pre-test ci fa un po' percepire se c'è stato uno scatto rispetto alla situazione precedente, per cui se ho avuto degli utenti che hanno utilizzato MyPay e ci hanno dato un voto, ad esempio 4, e dopo il test ci danno 5, ho la ragionevole certezza che in qualche modo ho fatto un'attività di miglioramento sul lessico, sul processo, sulla fruizione del servizio. Abbiamo una metrica precisa, per cui se l'utente fa
il task completato senza chiedere aiuto è un success. Se l'utente si incastra o ha bisogno di massimo 2 aiuti, abbiamo un successo parziale. Se richiede più di 2 aiuti o non riesce a portare a termine il test, abbiamo un failure. Poi c'è questa formuletta che sostanzialmente somma il totale dei task eseguiti con successo, il totale dei task eseguiti parziale, le divide per il numero degli utenti e ci dà una scala. Questa è una metrica. In realtà durante l'esecuzione del test andiamo a monitorare anche il tempo di esecuzione del test, quindi il time on task, quindi non semplicemente la metrica del task success. Tutte queste metriche ci vanno a indicare quanto sostanzialmente il test è stato usabile o meno. Ovviamente nella fase di sondaggio pretest ci sono anche un minimo di informazioni etnografiche, per cui la scolarizzazione, la fascia d'età, il genere, come è stato eseguito il test, quindi su mobile, su desktop, eccetera. E poi abbiamo, diciamo, una sintesi generale dell'analisi, per cui abbiamo in qualche modo, attraverso quella formuletta, identificato se il task ha avuto o meno un successo. Ovviamente per ogni task, qui abbiamo l'esempio del questionario di pretest, per cui le domande fatte e le risposte, e poi abbiamo la scheda di valutazione, ossia durante l'esecuzione del test abbiamo un facilitatore che è colui che governa il proseguio dell'attività, e poi collegati ci sono 2 osservatori che sono degli esperti di usabilità. Per mantenere l'osservazione il più possibile oggettiva, viene preparato una scheda di analisi, per cui ci sono delle domande. Quindi l'utente ha preferito sfogliare la pagina o ricercare l'informazione? E ci sono i casi possibili, per cui nel caso di MyPortal tu potresti cercare con il motore di ricerca, andare sulla pagina principale dei servizi e lì cercare ulteriormente il servizio, oppure sfogliare le categorie dei servizi e poi attendere. Oppure potresti fare la login sulla tua area personale, nel caso di un pagamento ritrovarti il dovuto, oppure l'utente non ha capito esattamente come arrivare a trovare l'informazione cercata e si è perso. Quindi sostanzialmente c'è una traccia, ci sono delle domande, gli osservatori in relazione a queste domande danno la loro opinione, per cui sostanzialmente durante l'esecuzione dei task vi è una raccolta di informazioni sulle osservazioni fatte. Al termine della fase di testing, gli osservatori e il facilitatore si riuniscono e fanno una sintesi di quanto hanno osservato. Sintesi che si traduce in quella percentuale di valutazione del task success rate che l'ho fatto vedere prima e delle raccomandazioni dal punto di vista del design o del processo, che sono degli improvement nel caso in cui il test ha un esito positivo, oppure sono degli ulteriori aggiustamenti che devono essere fatti per raggiungere una sufficienza rispetto all'esecuzione del test. Qui vediamo il risultato del questionario post-test, quindi una volta che il test è stato effettuato abbiamo fatto delle domande per andare a percepire un po' il gradimento su una scala Likert 1-5, come vedete i risultati, e poi abbiamo i nostri suggerimenti, per cui sostanzialmente gli osservatori e i facilitatori hanno osservato alcune incertezze che non sono degli errori durante l'esecuzione del test e quindi suggeriscono a chi è l'owner dell'usabilità del servizio delle possibili attività di remediation oppure di improvement sulla piattaforma. Oppure, ad esempio, come in questo caso, come vedete, anche l'eventualità di effettuare ulteriori test su specifici contesti per andare a verificare effettivamente, come nel nostro caso, quanto una maggiore densità di schede di servizi sull'ambiente utilizzato per fare i test può creare o meno un'entropia, quindi una confusione nel cercare l'informazione desiderata. Quindi, come vedete, il test di usabilità è stato fatto in questo caso con 6 utenti. Inizialmente ne abbiamo pianificati 8, 2 non si sono presentati per vari motivi, però ha come output finale il
certificare che in quel particolare momento, con quelle particolari informazioni, con quel processo strutturato in quel modo, abbiamo ottenuto dei risultati positivi. Certifichiamo che sostanzialmente c'è un indice di gradimento elevato sulle piattaforme con quanto abbiamo registrato durante il sondaggio post-test e diamo delle raccomandazioni su come eventualmente migliorare la situazione. Ovviamente questa è una fotografia, diciamo, legata a quel momento, che è valida ragionevolmente per quanto ci dice la letteratura per quel segmento di utenti, ossia la letteratura ci dice che 5 utenti coprono l'80% dei problemi grossolani di usabilità. C'è sempre, come dire, un 20%, per cui ci sarà sempre qualcuno che in qualche modo non riuscirà ad eseguire quel particolare test. Ok, però noi sappiamo che nell'80% dei casi la cosa potrebbe funzionare. E poi sulle raccomandazioni ci dicono, guardate, potreste fare questo o quest'altro per ottenere una maggiore efficacia, efficienza e facilità d'uso e soddisfazione degli utenti. Quindi test di accessibilità, quindi user research per conoscere con chi interagiremo, con quelle loro capacità. Tutto quello che riguarda l'accessibilità per rendere fruibile quel processo, quell'informazione ai più, test di usabilità che possono essere utilizzati anche con persone fragili per vedere come loro riescono sostanzialmente, no, a chiudere il task, sono i 3 strumenti che possiamo mettere in campo per avere un design inclusivo, cioè inclusivo che vuol dire usabile e accessibile per quanto riguarda i cittadini. Quindi questo è un po' quello che volevamo raccontarvi. Grazie Carlo e grazie anche a Martino. Abbiamo una serie di domande, visto che a cui magari proviamo a rispondere. Qualcuno ha già risposto, la collega anche in chat, e poi magari entriamo anche su qualche altro dettaglio che fosse necessario. Allora, ma una prima cosa la chiedo subito a Carlo. C'è una curiosità. La somma, la formula che avevi indicato per la valutazione dei successi, ha detto, indicava di sommare la metà dei successi parziali oppure ho interpretato male la formula? Era un po' una Sì, curiosità. il totale, cioè il successo totale vale 1, il successo parziale vale la metà, per cui 0,5. Per cui tu farai 1 più 1, 5, diviso 2, supponendo che siano stati 2 test, e ti esce fuori il range. Ok. Poi stavo leggendo le domande nella chat perché poi passiamo a quelle domande e risposte. Questo forse ci può anche aiutare anche Eleonora. Per la sessione domande, allora, il comune ha registrato il dominio di un sito tematico relativo a un museo nato da una donazione privata. I contenuti del sito sono gestiti in modo autonomo dall'associazione. In questo caso il comune è tenuto comunque alla compilazione della dichiarazione di accessibilità. Eleonora, Allora, se il sito web tematico afferisce all'amministrazione, sì, il comune è tenuto alla compilazione della sì, dichiarazione di ha registrato il accessibilità. dominio, quindi è responsabile di quel sito, no? Esatto, potete controllare i casi di deroga per capire se ci ricadete dentro sempre all'interno appunto delle linee guida di Agid. Nel caso ad esempio della visione di un pubblico particolarmente ristretto, partendo dal presupposto poi che la cosa migliore è sempre quella di fare i test e compilare la dichiarazione, ecco. Ok, poi un'altra domanda, per MyPortal potremmo utilizzare lo stesso test che state presentando? Naturalmente dobbiamo, cioè, ora, il test lo possiamo utilizzare, dobbiamo capire qual è la modalità con cui ve lo, diciamo, mettiamo a disposizione. E poi Nora, tu mi dicevi che Sì. insomma noi abbiamo testato una parte, Allora, noi abbiamo alcune cose testato, e non altre, magari anche sì. Carlo ci può aiutare su questa cosa. Se parliamo di test di accessibilità, noi abbiamo testato lo scheletro di MyPortal senza il contenuto inserito da parte No, dell'amministrazione. penso proprio ai test di usabilità per Allora cedo la parola al l'adempimento del collega. 3. Allora, una premessa, Carlo, magari mi aiuti anche tu. Allora, noi abbiamo testato intanto MyPortal 3.1 e quindi nella versione adeguata alle linee guida di design
di Agid, Design Italia, che a loro volta avevano fatto dei test di usabilità sul, diciamo, il sito in sé, quindi avevano già, cioè il modello che hanno messo a disposizione delle amministrazioni avevano già fatto dei test, per cui ci sembrava anche poco utile testare le stesse cose, quindi noi abbiamo scelto di farlo su alcune parti. Giusto Carlo? Alla fine Sì, è corretto, nel senso che per chi di voi conosce un po' quelli che sono i criteri di asseverazione per ottenere i bandi, no, rispetto al PNRR, sapete che ci sono dei vincoli molto stringenti, no, sia sulla navigazione che sull'associazione di content type, eccetera. Per cui noi lì non potevamo farci molto, nel senso che se il modello prevede che la scheda di descrizione del sindaco e del vice sindaco stia all'interno di organi sottopolitici, no? Sotto la voce amministrazione, lì doveva stare. Però che cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto di andare a verificare, come dire, quanto l'eventuale popolamento di contenuti specifici all'interno di quel sistema fosse sostanzialmente comprensibile. È per questo motivo che pur mantenendo la navigazione originale, per cui amministrazione, novità, servizi, eccetera, siamo andati a verificare quanto gli utenti, ad esempio, andavano a considerare il termine pagamento di un tributo servizio. Cioè nel senso che io ti dico, devi pagare la cosa, devi pagare la mensa scolastica. Che fai? Quanti di questi gli viene spontaneo andare a cercare queste informazioni sotto servizi? Quanti di questi invece utilizzano un motore di ricerca? Questo non tanto per mettere in discussione il modello di Designers Italia, ma per capire se dal punto di vista proprio del wording era opportuno ipotizzare dei titoli, delle schede di servizio che fossero più vicini alla modalità di pensare degli utenti finali. Quindi la finalità del test su MyPortal era più che altro, passatemi il termine, sul tone of voice, quindi per capire se occorreva fare delle azioni dal punto di vista proprio dei testi inseriti, senza andare a rimettere in discussione una struttura che era già stata in qualche modo validata. Quindi questo è un po' stato l'obiettivo. È per questo che gli scenari erano tipicamente di tipo familiare, per cui, non so, ricerca informazioni sul trasporto scolastico, paga la cosa, poi fai quest'altro. E poi l'altra cosa che mi verrebbe da dire è che comunque dovremmo strutturare, diciamo, gli esiti del test in modo cioè, di fornire le informazioni già, insomma, per poter aiutare i comuni a compilare, diciamo, quella dichiarazione quella comunicazione che ha illustrato prima Eleonora. Quindi vi diciamo, sì, diciamo che l'intenzione di Regione è mettere a disposizione gli esiti del test in una forma strutturata che vi permetta di compilare una parte della comunicazione. Naturalmente noi ne abbiamo fatto alcuni, non è detto che voi riteniate di farne degli altri oltre a quelli che abbiamo fatto Poi come... fate attenzione perché se non ricordo male a fine giugno sono state rilasciate anche le linee guida di scrittura, per Sì, cui ci sono delle indicazioni su come eventualmente trascrivere nel porting che verrà fatto, no, dal vecchio al nuovo, ad esempio le schede servizio. Per cui ci sono delle indicazioni molto chiare, ad esempio la lunghezza dei paragrafi, il fatto che i casi particolari, non so, pensate alla scheda cambio residenza, no? C'ha una casistica molto estrema, no? Cioè sullo stesso comune, dall'altro comune verso il comune, italiano, su italiano, cittadino UE, straniero, eccetera. C'è tutta una casistica. Loro dicono, descrivete nella parte alta della scheda di servizio che cos'è il servizio. Poi tutte queste casistiche particolari le andate a mettere, se non ricordo male, o in ulteriori informazioni oppure casi particolari. Quindi stanno dando delle indicazioni anche per essere compliant al modello, no, di architettura informativa che è stato predisposto per questa versione. Quindi secondo me, come dire, occorrerebbe fare una lettura di queste indicazioni e comprendere che il nuovo modello di navigazione è di questo tipo, c'è una classificazione ben precisa e la finalità di questo modello è che il cittadino arriva, ma l'abbiamo visto anche dai test di usabilità sostanzialmente, il cittadino arriva,
ha poche voci di navigazione, per cui il pagare la cosa, per chi non è stato immediatamente chiara che doveva andare sotto servizi, cosa ha fatto? È andato sul motore di ricerca, ha scritto cosa pagare, nei risultati gli è tornato il risultato, cioè per la scheda pagare cosa, e gli è cliccato e è andato. Quindi questa è la dimostrazione su come il corretto wording, l'applicazione di questa struttura e la tecnologia può permettere differenti canali per cui il cittadino può trovare informazioni senza necessariamente percorrere, come dire, il percorso preferenziale che noi abbiamo in qualche modo immaginato. Quindi è proprio, come dire, l'insieme di queste cose che in qualche modo ci potrebbe dare la ragionevole certezza, no, di fare in modo che, poi parliamoci chiaro, che secondo me qua la finalità è più il cittadino è informato e quindi sa dove andare a richiedere le informazioni digitalmente, e meno andrà allo sportello, e quindi più, come dire, l'operatore di quel settore, di quell'ufficio sarà dedicato alle cose più core, senza ripetere per 50 volte, no, la stessa informazione ai cittadini che arrivano allo sportello. Cioè, poi alla fine ci sono anche degli obiettivi molto più pragmatici Certo, sotto. sì. Esatto, esatto. E poi anche, come dicevi tu, se va sul motore di ricerca lo trova più facilmente, meno domande pone, meno problemi ha e proprio gli si semplifica la vita. Ma sembra che nella chat altre domande, se non una di carattere tecnico, ma avevo già detto all'inizio, e cioè se avremo le slide e la registrazione del webinar. Per la registrazione del webinar avevo già detto che è registrato e quindi lo metteremo a disposizione appena possibile. Le slide, quelle mie di Eleonora sicuramente, e per quelle di Carlo di Martino, credo che non ci siano problemi a renderle pubbliche. Va bene. Ora passiamo alla sezione domande, che anche lì ce n'erano diverse. Allora, ehm, la prima domanda è, non sono riuscito a comprendere se con MyPortal 3.1 la scadenza del 2.3 viene spostata oltre. Allora, come aveva anche detto Eleonora, il 23 settembre è necessario fare la dichiarazione di accessibilità di tutti i siti web della pubblica amministrazione. Se non l'avevate mai fatta per il MyPortal, la dovete fare. La dovete comunque aggiornare almeno in quelle voci che sono state modificate, il numero di utenti, di personale disabile, per esempio, è uno dei valori che va aggiornato, e questo vale per la versione 3.0. Siccome la 3.1 voi non avete ancora fatto la migrazione, e attualmente il sito al 23.9, se non avete fatto la migrazione a Importa 3.1, è sempre la 3.0, quindi vale la precedente. Quando avrete migrato alla nuova versione, dovrete aggiornare la dichiarazione il tempo che avete entro il 23 di settembre dell'anno successivo. Quindi non è che spostiamo le date, ma la data è sempre il 23 settembre, dipende dalla situazione in cui vi trovate. Naturalmente noi parliamo di MyPort, ma parliamo anche degli altri siti, quindi se avete un fornitore che vi ha fornito un portale aggiornato prima del 23, dovete aggiornare la dichiarazione entro il 23 settembre 2023. Se ve lo fornirà successivamente, la scadenza è il 2024. Comune ha registrato, questo abbiamo risposta dal vivo. Nicola, Sì, se posso una nota sulle sì, scadenze, sono scadenze fissate da AGI, da livello centrale, quindi sono indipendenti dai prodotti di Regione del Veneto. sì, Per cui esatto, le esatto. scadenze rimangono quelle che sono. Allora, questo del museo avevamo risposto prima, eh, poi alcune avevi già risposto anche tu. Allora, Sì, quali posso test, un quali attimo. test? Dimmi? No, volevo solo rendere pubblica una risposta a una domanda che è stata presentata 2 volte. Allora, nella pagina del V3C trovate il link all'interno delle risposte alle domande. Ci sono tutta una serie di tool alternativi che possono essere usati per effettuare i test di accessibilità dei siti web. Quindi nel caso non vi troviate con uno, lì c'è una lista decisamente corposa a cui potete attingere per trovare qualcosa, insomma, che meglio si confà alle vostre esigenze. Ok, allora abbiamo due domande per Carlo e Martino. Allora, la prima è come selezionare gli utenti a cui sottoporre il test. Allora, faccio una piccola premessa. Noi Test come di regione, sì. accessibilità o usabilità?
Quale test? sempre usabilità. Usabilità. Allora, se mi dai 2 secondi, Vai, vai. intanto ai colleghi voglio dire che Regione del Veneto è da un po' di tempo che sta costruendo una rete di cittadini, che chiama Cittadini Amici, e ai quali gli viene anche chiesto di essere disponibile a fare i test di usabilità sui prodotti regionali. Il panel si è ampliato, siamo arrivati a una settantina di persone e questi sono i primi a cui facciamo insomma le richieste perché sappiamo che abbiamo una certa disponibilità. Questo potrebbe anche, tra virgolette, viziare, no, il nostro test perché magari è già uno sottoinsieme dei cittadini, però diciamo che al momento noi attingiamo a questo e speriamo che si ampli molto di più. In sanità ne hanno 2500 di cittadini amici, noi speriamo insomma di arrivare a numeri elevati in modo che poi il campione sia rappresentativo di tutta la regione del Veneto. La seconda è a me è rappresentativo il campione di 6 utenti per i test di usabilità e su questo anche, quindi come li selezioniamo e poi il numero qual è quello sufficiente. Carlo, se dici. Allora, come scegliere? Bella domanda. Secondo me occorre identificare un campione rappresentativo. Ma come identifico questa rappresentanza? Mi devo basare su un'attività di user research, cioè quali sono le caratteristiche degli utenti che utilizzano nel mio territorio quel servizio. Se non ho a disposizione questa user research, io suggerirei di andare a identificare, come dire, degli identikit tipo. Ad esempio, proverei a ingaggiare un pensionato che magari ha sufficienti competenze digitali, cioè quei pensionati che non vanno allo sportello e che comunque magari utilizzano principalmente lo smartphone perché con il tempo hanno imparato a utilizzarlo, hanno il supporto dei figli, eccetera, eccetera. Cioè io stesso vedo che molte persone che magari hanno un'età superiore ai 65 anni interagiscono molto bene con lo smartphone, non sanno utilizzare il PC, ma perché hanno avuto, come dire, il supporto dei figli nell'utilizzo, no? Poi magari proverei a andare sul lato opposto e quindi proverei ad andare a intercettare magari delle giovani persone tra i 18 e i 25 anni, magari in età scolare, per capire come dire, quella fascia di età in qualche modo come interagisce. Tra questi due poli io andrei a identificare dei possibili casi che possono essere magari persone con una bassa scolarizzazione, persone con una maggiore scolarizzazione, andrei a giocare con le fasce d'età, per cui magari ingaggerei trentenni, quarantenni, però secondo me l'opportuno è avere un'eterogeneità di comportamenti, perché provate a immaginare chi accede ai nostri servizi, è tutta la platea dei cittadini e quindi non tutti sapranno utilizzare lo smartphone, non tutti saranno laureati, non tutti avranno le stesse competenze informatiche, non tutti saranno normodotati. Quindi la scelta è quella di avere un campione rappresentativo, però basiamoci su quelle che sono le loro caratteristiche, i loro comportamenti nella selezione. Se non abbiamo a disposizione una user research, ci affidiamo al pragmatismo e a ciò che noi conosciamo del nostro territorio. E poi sul numero Carlo, cioè se sei, Allora, tu dicevi i 5, no? Il test, minimo è sì, sì, 5. il test di usabilità, come ha ripetuto anche oggi Leonora, va da 5 a 8 da questo punto di vista. Secondo me nulla vieta che si possono fare anche diverse batterie di test di usabilità. Ad esempio, potrei fare una batteria di test di usabilità dove lavoro solo con i millennial, poi faccio una seconda batteria dove lavoro solo, come dicono i millennial, con i boomer, poi magari con i fragili. Cioè qua sono strategie di ampiezza, no, dei test che in qualche modo posso mettere in campo, consapevoli che sostanzialmente, è vero, teoricamente ne dovremmo fare dalle 5-8 per ogni segmento di utente. Immagino che se noi abbiamo 20 segmenti di utente non possiamo fare batterie di test, no? Di Sì. 100 sessioni, poi in maniera molto pragmatica andrò io a perimetrare quello che potrebbe essere il nostro intervento in relazione alla disponibilità, al budget, al tempo, perché potete ben immaginare che l'esecuzione del test mediamente
prende, no, tra i 40 e i 60 minuti, per cui vuol dire anche impegnativo da questo punto di vista. Un altro elemento interessante che secondo me va comunque considerato è, come dire, il livello di ingaggio, cioè nel senso il cittadino che partecipa a questi test generalmente non ha un ritorno economico, no? Cioè non ha un buono a Amazon, eccetera. E quindi questo potrebbe in qualche modo scoraggiare la partecipazione. La nostra indicazione è di capire eventualmente con l'ufficio cultura, eccetera, se c'è la disponibilità di qualche, diciamo, elemento di premialità, che potrebbe essere l'ingresso di una mostra, un libro, eccetera, che può diventare l'elemento di riconoscimento che viene dato al partecipante per dire guarda, capiamo che ci hai dedicato un'ora della tua attività e quindi no, ti riconosciamo questo premio, no, questo elemento, ecco, da questo punto di vista. Quindi anche, Effettivamente, oltre al recruitment, anche diciamo, il rimborso, diciamo così, del tempo speso è un elemento che deve essere preso in considerazione. sì, io mi ricordo che ero quando lavoravo ai Comuni di Legnago, eravamo tra quelli che hanno fatto, che erano i comuni pilota e avevamo adottato sì, dei bonus cultura, insomma, per far favorire insomma, la partecipazione dei cittadini ai test, alle attività. E quindi avevamo adottato insomma, quella strategia. Ecco, tipicamente sta cosa qua è soggetta a fiscalità, per cui può essere il buono Amazon. Un altro elemento fondamentale, per cui cadiamo sul GDPR, è il fatto che l'indirizzo di mail potrebbe essere considerato, a secondo della comunicazione effettuato, un elemento sensibile. Quindi nella fase di recruitment dare cioè condividere con chi partecipa l'informativa privacy, sostanzialmente fondamentale, e poi tendenzialmente per non ricadere nel consenso informato e nel trattamento della privacy, noi non effettuiamo la registrazione del test di usabilità, quindi ci affidiamo alla tripla osservazione, quindi 2 osservatori e il facilitatore, perché la registrazione vorrebbe dire il modulo per il consenso e soprattutto la conservazione del materiale filmico. Quindi il materiale filmico, se effettuato da un fornitore, ci deve essere una dichiarazione in cui il fornitore dichiara di non mantenere sui propri dispositivi le registrazioni, consegna le registrazioni in un formato digitale che può essere la chiavetta, il DVD, eccetera, e poi lì c'è la conservazione del dato da chi è responsabile della privacy dell'amministrazione. Quindi per evitare sostanzialmente questi inghippi che allungano i processi, eccetera, tendenzialmente, come dire, osserviamo e non registriamo. Ok. Ci sono anche altre domande. La dichiarazione riguarda solo siti registrati a nome della PA comune o anche una fondazione? Beh, allora, intanto diciamo che tutti gli enti IPA sostanzialmente che hanno un RTD sono obbligati a fare la dichiarazione. Dopodiché abbiamo detto insomma, che la normativa è stata estesa anche alle categorie dei privati con determinate caratteristiche e anche su quelli è necessario procedere alla dichiarazione. Nel caso dei soggetti privati, nella sezione FAQ è spiegato come procedere, insomma, non c'è la compilazione del modulo AGID, ma c'è diciamo, in ogni caso l'obbligo di pubblicare la dichiarazione. Se vuoi su questa cosa, Carlo, c'è qualcosa di particolare da aggiungere? No, rispetto a quello che aveva indicato Eleonora durante il Eh, primo intervento, secondo me non c'è molto da aggiungere, quanto quelle sono, ok. come dire, le informazioni fondamentali, ecco, da questo punto di vista. Poi, per la dichiarazione di accessibilità non ho trovato traccia del modello di autovalutazione. Eleonora, il modello di autovalutazione dove è Lo sto possibile? cercando, Ok, lo sto su caso cercando. mai questo lo metteremo nelle informazioni della pagina dell'accessibilità della MyExtranet per poterlo insomma, recuperare. Sì, Sì, attenzione che è un modello comunque molto vecchio. corposo da Ah, compilare. lungo. Lungo, sì, e probabilmente adesso non so se sia in programma una revisione, insomma, comunque il consiglio è quello di basarsi un attimino sui dati che sono necessari per la compilazione della dichiarazione
e sulle WCAG, che alla fine sono i criteri da valutare di fatto. Comunque adesso lo cerchiamo e lo metteremo a disposizione. Poi, in rifacimento il sito internet con la misura PNRR servizio al cittadino. Ha senso il test di usabilità a fine anno sul sito vecchio quando qualche mese sarà pronto quello nuovo? Insomma, le scadenze sono quelle indicate. E quindi diciamo che potrebbe non avere tanto senso, però andrà giustificato. Eventualmente, se non lo fate e per qualche motivo sarete selezionati tra quelli che non l'hanno fatto e vi chiederanno spiegazioni, la vostra spiegazione sarà quella che l'avete messo in programmazione con, con il nuovo portale. Quindi attualmente è un obbligo, ma voglio dire, non sappiamo cosa succede se qualcuno non presenta l'informazione, se non quello che vi ho detto prima, cioè che ci sono dei controlli e su quelli poi faranno chiederanno informazioni per chi non ha adempiuto, però insomma siete in tanti, potreste anche essere fortunati. Risposta. Dovendo compilare la prima volta la dichiarazione di accessibilità del sito istituzionale, quali e quanti sono gli step di verifica di accessibilità da adottare? Non posso trovare indicazioni che siano operative. Nelle linee guida, giusto Eleonora? Nelle linee guida dell'accessibilità ci sono le indicazioni di quali sono le attività da mettere in campo. Non ti sentiamo, Eleonora? Non so se stai... Penso che stia cercando qualcosa. Speriamo insomma, che la risposta comunque è linee guida sull'accessibilità per avere tutte le indicazioni. Vediamo se... Poi abbiamo Enrico Perissinotto che ha condiviso Scusate, un sito. non riuscivo a collegarmi all'audio. Sì, Ah, ok. confermo le linee guida ad Agid e adesso arriva il link per il modello di Ok. autovalutazione. Scusate. Enrico Perissinotto ha condiviso un link per la scansione dei siti web. Diciamo che Enrico, se vuoi metterlo a disposizione di tutti, conviene inserirlo nella chat, a meno che non ha una domanda specifica. Allora, c'erano due domande precedenti del collega Sì, a cui abbiamo risposto in chat. Appunto, si parlava del fatto che lo strumento di Mauve a volte presentasse qualche grip. Per ok, cui il collega, ad esempio, si era rivolto a questo tool, è stata postata sempre all'interno delle domande e risposte il link sia alla pagina V3C con l'elenco appunto piuttosto corposo dei tool a cui si può attingere per fare i test di accessibilità e sia un paio di estensioni per Chrome e Firefox particolarmente semplici da usare che magari possono essere utili per un primo test volante, insomma, giusto per capire se siamo completamente fuori rotta o se bene o male siamo in bolla, ecco. ok. Poi la domanda avevi già risposto se il test va fatto solo per l'home page e hai spiegato qual è la metodologia di monitoraggio e quali sono l'elenco delle pagine minime da individuare diciamo, nei test di accessibilità. E c'è il link alla pagina di Docs Italia. Nel caso di internet ad uso esclusivo dei dipendenti e non accessibile al di fuori della rete comunale, com'è possibile effettuare il test di accessibilità? Qui la risposta è sempre di Eleonora, dalle FAQ Agid, i contenuti presenti in un'area riservata di un sito web. Allora, Agid può richiedere ai soggetti erogatori l'accesso ai contenuti extra di internet se gli stessi sono stati pubblicati dopo il 23 settembre 2019, comunque a seguito di una loro revisione sostanziale a decorrere dalla medesima data. Sostanzialmente la risposta è che anche questi siti devono essere accessibili e quindi gli unici casi in cui non va fatto il test sono i casi di esclusione previsti dalla normativa. Giusto, Eleonora? Sì, con l'attenzione che poi un rifacimento del sito prevede comunque che il sito venga fatto in maniera accessibile, anche perché appunto sono comunque buone prassi il fatto di programmare in maniera accessibile, soprattutto se lo si fa nel momento in cui il sito viene fatto dal principio e non sono correzioni che vengono apportate in seguito,
è comunque una buona prassi, per cui va fatto di fatto, insomma. Ecco. È sufficiente effettuare test a campione con Move la risposta, ma questa è una risposta che hai preso sempre dalle FAQ di Agid, cioè Sì. che gli strumenti automatici siamo automatici, ma l'ha detto anche Carlo prima, non sono sufficienti per verificare tutte le informazioni. Una cosa, per esempio, che non abbiamo toccato nell'argomento sono l'accessibilità ai PDF. Non troverete nessun sistema, insomma, almeno io non conosco che un sistema che vada a indagare gli allegati e che vi dica se gli allegati sono o meno accessibili. Anche qui bisogna prestare attenzione, sono molte volte scansioni di documenti anziché documenti documenti PDF accessibili, e anche su questa cosa insomma dobbiamo prestare un minimo di attenzione. Uno degli obiettivi di accessibilità che vengono proposti è anche quello di rivedere tutta la parte degli allegati. Il meccanismo di feedback deve essere anonimizzato. Nicola? Scusami, Sì. posso solo una nota sui PDF accessibili? Allora, costruire un PDF che risponda interamente ai criteri di accessibilità è materia piuttosto ostica, però il consiglio di base è proprio quello, come dire, il minimo proprio terra-terra è quello appunto di non inserire scansioni di immagini, ma di partire da cioè di generare il PDF da programmi di testo. Il Ecco, testo, sì. questo vi risolve la maggior parte dei problemi. Poi è chiaro che più riuscite a inserire correttamente intestazioni, a fare formattazioni del testo corretto, meglio è, però questa è proprio la base. In genere, ad esempio, un lettore di schermo, che è la cosa che dà più problemi in termini di accessibilità, se il PDF è originato da un programma di testo, riesce a leggerlo. Ok, sul meccanismo di feedback che deve essere anonimizzato, siccome dobbiamo contattare l'utente, l'utente dovrà quantomeno avere un'informazione di contatto, diciamo, la mail è il minimo indispensabile per poter dare una risposta. Il test di usabilità è obbligatorio, deve essere fatto entro il 23 di settembre. No, il 23 di settembre è la dichiarazione di accessibilità e invece i test di usabilità sono entro la fine dell'anno. Poi mi sembra che abbiamo risposto a tutte le domande. Il modello di autovalutazione che ci è stato chiesto è in chat. Ok, abbiamo introdotto quest'anno varie app di terze parti. La dichiarazione di accessibilità va fatta anche per ciascuna di queste app. Il responsabile della transizione digitale risponde all'accessibilità dei servizi che mette a disposizione del cittadino, anche forniti da terze parti. Si può provvedere autonomamente ai test o chiedere ai fornitori il report stante l'accessibilità. Comunque, in ogni caso, sia le app che i siti vanno dichiarati. Allora, non so, ma Move dopo 5 giorni è ancora in crawling dei siti. È un po' strano. Diciamo che a me solitamente quando dura così tanto mi dà una risposta negativa, cioè che non ha una risposta. Dipende da quanto grande il sito. Però insomma, normalmente nel giro di una giornata ho sempre avuto risposte anche per siti grossi come quello del Dipartimento della Trasformazione Digitale che mi sono divertito a testare. Ci sono vabbè, i link ad altre alternative. Mi sembra che per le domande le abbiamo viste tutte. Vedo che qualcun altro mi dice che Move fermo in crawling, può darsi che ci sia un numero di accessi elevati per il tipo di tool e quindi abbia difficoltà a dare delle risposte in tempi brevi. Allora, io non vedo altre domande, mi sembra che abbiamo già dato spazio a tutte quante. In chat, allora, dimmi, perché tu avrai aggiunto un'altra strategia per compensare le difficoltà di creare PDF deve essere davvero accessibile, può essere quella di caricare lo stesso documento anche in formati alternativi, sicuramente. Se non è possibile averlo originato da testo, sì, ma Sì, no, penso che dicesse che si può mettere il Word al posto del PDF, perché questo comunque potrebbe essere di più facile. Naturalmente la differenza in realtà non è tanto del formato, ma il fatto che sia strutturato correttamente il testo e che
le parti, cioè che l'oggetto sia identificabile facilmente rispetto ai paragrafi, titoli, sottocapitoli e così via. Che le immagini abbiano la loro descrizione, usare punti elenco solo quando serve. Cioè, ci sono tutta una serie di strategie che sono illustrate in molti anche webinar e tutorial che trovate anche online. Io speriamo, io mi prenderei allora un'altra. Puoi indicare il link al webinar del canale della regione? Allora, Scusate, io dico sì. faccio solo un avviso, nel senso che intorno a luna c'era un'interruzione programmata dell'elettricità, per cui se per caso mi vedete scomparire è perché mi hanno Va tolto, bene, mi va hanno bene tolto la Carlo. corrente. Allora, il link al webinar del canale della regione, il YouTube, Agenda Digitale Regione del Veneto, ma li mettiamo, se vuoi metterlo in chat, Eleonora, e comunque molti sono già anche, almeno quelli del 2022, sono presenti in My Extranet, dalle quali poi si arriva comunque allo stesso canale dell'Agenda Digitale del Veneto. Ok, allora se mi date la possibilità, vorrei ripresentare le altre cose che mi ero lasciato alla fine. Allora, dopo l'intervento e le domande e le risposte. Allora, condivido lo schermo. Condivido. Ok, ditemi se vedete la presentazione. Beh, allora, in questa ultima parte vi volevo dare alcune indicazioni su come possiamo anche attivarci in futuro e quali sono alcuni progetti di Regione del Veneto. Allora, intanto Regione del Veneto aderirà al progetto PNRR dell'azione 142 Citizen Inclusion, che è per il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. Dopo vi illustro meglio qual è il progetto che vi interessa indirettamente, perché alcune azioni che portate avanti da Regione del Veneto toccheranno tutto il territorio regionale. Poi le altre due cose sono il gruppo di approfondimento Salvi Design URP Accessibilità. Con la nuova MyExnet avete a disposizione una pagina di iscrizione. Anche per chi erano già, diciamo, iscritti ai gruppi di approfondimento, vi chiedo di accedere a MyExnet e registrarvi, così vi possiamo contattare per i prossimi appuntamenti, e anche a chiedervi quali sono le attività di approfondimento a cui vorreste, insomma, che potremmo fare assieme. In passato molti avevano chiesto di capire meglio l'utilizzo di Move++, piuttosto che usare degli altri strumenti, e potremmo fare delle sessioni, diciamo, di comuni, in cui ognuno può raccontare l'esperienza con alcuni strumenti e condividere con gli altri colleghi, scegliendo anche quelli più interessanti. Ma questo è uno dei temi. L'altro potrebbe essere approfondire i temi i test di usabilità, se qualcuno li volesse eseguire, diciamo, anche per il proprio ente e così via. Quindi la prima cosa che vi chiedo: accedete alla MyExtranet, alla pagina del GDA, cliccate sul tasto collabora. Per poter fare questo vi dovete registrare alla MyExtranet, fornire le vostre informazioni, e a questo punto sarete sempre contattati e coinvolti in tutte le iniziative della Regione del Veneto. L'altra cosa era chi insomma parteciperà al gruppo di approfondimento. Un'altra proposta che volevo farvi è quella di aiutarci a migliorare le linee guida regionali sull'accessibilità, quindi la pagina che riguarda l'accessibilità, che è quella scheda che vi ho fatto vedere prima sulla My Extranet, e quindi arricchire questa pagina non solo con le definizioni e i riferimenti normativi, ma aggiungere anche nella sezione regole tutte quelle, diciamo, attività, buone pratiche, magari linkando i vari strumenti che avete citato
durante questo webinar, ma anche delle mini guide disponibili sul web. Per esempio c'è tutto un sito che è gestito per l'Accessibility Day, dove ci sono numerosi webinar pratici per l'utilizzo degli strumenti di accessibilità e anche illustrazione di casi di studio. Detto questo, torniamo sulla misura 142. La misura della 142 è indirizzata a tutte le regioni e le province autonome e a una serie di amministrazioni che sono citate metropolitane o capoluoghi di provincia. Il titolo della misura è Citizen Inclusion, miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. Vede coinvolte 55 pubbliche amministrazioni in tutta Italia. In Veneto c'è Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Comune di Padova. Siamo in contatto. Purtroppo il progetto doveva partire già 6 mesi fa, ma siamo ancora in attesa di indicazioni da parte del Dipartimento, che si è preso un po' di tempo su uno degli obiettivi del progetto. 3 sono gli obiettivi previsti da questa misura: acquisto di tecnologie assistive per i dipendenti con disabilità. Naturalmente in questo caso sono solo per quelli dei comuni e degli enti che vi ho citato sopra. Risoluzione degli errori di accessibilità su almeno 2 siti web. In questo caso Regione del Veneto utilizzerà lo strumento per migliorare i servizi che eroga a tutti i comuni, quindi anche parte dei servizi di MyPortal, e poi erogazione di formazione dirigenti dipendenti in tema di accessibilità. Il progetto regionale prevede per l'acquisto di tecnologie un'analisi delle SIS con i dipendenti, l'acquisto del materiale, l'assegnazione dei dipendenti, l'installazione e la formazione. Per i servizi digitali, tra i servizi scelti ci sono i 3 LED: prenotazione spazi comunali, richiesta trasporto scolastico, prenotazione appuntamento, per cui su questi LED cercheremo di risolvere tutti diciamo, le cose che non funzionano del servizio, e correggeremo gli errori. E infine il terzo era la formazione dei dipendenti regionali: corso base, corso specialistico e un corso specialistico di profilo tecnico. Questa formazione, che è destinata in primis a tutti i dipendenti regionali ed è finanziata, prevede una sezione che è la formazione per il territorio. Quindi è nostra intenzione, una volta che il progetto sarà finalmente, insomma, ci sarà il decreto di finanziamento, estendere la possibilità di usufruire del corso base, del corso specialistico per personale dirigenziale e il profilo tecnico anche al territorio. L'iniziativa sarà inserita nel contesto della coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali. Saranno previsti anche incontri di approfondimento e seminari su tutto il territorio, con dei laboratori di condivisione. Non vi posso dare altre informazioni perché, come dicevo, al momento non abbiamo ancora la risposta ufficiale del Dipartimento. Noi abbiamo consegnato tutte le progettualità. Queste progettualità saranno, come dicevo, fatte assieme agli altri enti, Comune di Venezia, Comune di Padova e Città Metropolitana. Appena abbiamo notizie più precise ve le comunicheremo. Un'altra invece iniziativa che volevo illustrarvi e che partirà dal 27 di settembre è un ciclo di incontri con Michele Vianello, formatore, consulente e divulgatore della cultura digitale. Li abbiamo chiamati Progettare il cambiamento, e sono due serie di incontri, una dedicata a come organizzare un processo interno attraverso la gestione della vita del documento, e in questo caso, insomma, mi saranno messi a disposizione una serie di strumenti per poter descrivere i processi di back office dei servizi degli enti. E purtroppo
il PNRR ha messo a disposizione i soldi per, diciamo, comunque gli obiettivi sono quelli di dare un servizio di front office verso il cittadino in maniera digitale e con alta usabilità per tutti i cittadini, e meno si è preoccupato di quello che succede nel back office. Potremmo arrivare all'assurdo che il nostro servizio digitale è perfettamente digitalizzato verso il cittadino, ma poi nel momento in cui riceviamo la domanda, tutta la gestione del ciclo della domanda viene diciamo così, stampato in maniera stampato e gestito in maniera cartacea, e poi si risponde, si dà la risposta al cittadino finale solo attraverso una fase successiva. E non vogliamo che questo avvenga, nessuno vuole che questo avvenga, e per cui l'incontro, cioè questo ciclo di incontri sarà dedicato per diciamo, digitalizzare anche il back office. La seconda invece ciclo di incontri riguarda le web analytics, e cioè come interpretare, monitorare i dati di traffico di un sito e di un servizio. Oltre ai test di usabilità abbiamo anche necessità di capire quanto un sito e un servizio sono utilizzati, quali sono le pagine più utilizzate, perché il cittadino rimane poco tempo su una pagina oppure ne visita altre per molto più tempo, e anche poi capire come migliorare le informazioni del sito. È un'altra modalità di analisi rispetto a quello dell'usabilità, ma ne fa comunque, va comunque ad arricchire tutto il panorama di informazioni che ci possono servire per migliorare il servizio verso la cittadinanza. Per chi fosse interessato, facciamo un incontro di presentazione venerdì 22 settembre a mezzogiorno. Se andate sul sito della My Extranet trovate già la presentazione dell'evento. Qui ci sono, cioè potete partecipare, iscrivervi, oppure se in questa fase non volete iscrivervi potete utilizzare il link Zoom direttamente la giornata diciamo, per capire come iscriversi ai percorsi e come registrarsi alla MyExt, perché non l'avesse fatto, e poi avete le due schede degli incontri dei due cicli di dettaglio. Il 22 vi spiegherò meglio tutto quanto, in cui c'è diciamo, il titolo, a chi è destinato, insomma, principalmente, e la possibilità di iscriversi all'evento. Per tutti gli eventi organizzati scusate, interrompo, ritorno qui, e qui interrompo la condivisione. Per tutti gli eventi a cui parteciperete quest'anno, per chi segue il webinar per almeno il 70% della sua durata, sarà rilasciato l'attestato all'interno della MyExtra. Quindi, quindi tutti i presenti immagino che sono tutti registrati. Noi adesso controlleremo con Zoom la durata della permanenza nel webinar. Se è superiore al 70% vi verrà inviato via mail l'attestato di partecipazione, e potete utilizzarlo nel vostro curriculum e nel fascicolo del personale. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti per la partecipazione. Naturalmente ringrazio anche Carlo, che però non vedo più tra collegati, quindi probabilmente si è sconnesso per il discorso dell'interruzione di energia elettrica, Martino Balladini di Engineering, per gli interventi che hanno fatto, Eleonora, che come sempre è molto precisa e puntuale su tutte le indicazioni per l'accessibilità e la compilazione delle dichiarazioni, e per infine Federica Broccali, che ci ha aiutato nella regia, e che procederà al scaricamento della registrazione, e me la metteremo a disposizione sempre nella pagina di MyExtranet, nello stesso punto dove avete trovato il programma e l'iscrizione all'evento.
ringrazio tutti quanti e se avete